al DAMS e poi ho deciso di integrare anche con la parte informatica e quindi mi sono laureata anche in Scienze e Tecnologie Multimediali a Pordenone. A questo punto sono stata chiamata da Telefriuli per fare uno stage. E poi, concluso lo stage, mi hanno richiamato per una collaborazione esterna. Adesso mi occupo delle regie del mattino, in particolare del telegiornale Ore 7, del telegiornale delle 13 e di Family, anzi scusate, 30 secondi. Ma guardate, io ho fatto il liceo classico, poi ho fatto uno stage universitario al Friuli, quando ero ancora nella vecchia sede di Piazza Primo Maggio, e poi ho fatto un altro stage a Telefriuli con Garanzia Giovani. Deve essere andato bene perché hanno deciso di tenermi. Ora faccio il collaboratore esterno per tutto quello che riguarda i servizi TG e non solo, perché seguo anche lo sport, sia l'Udinese con le trasmissioni sportive, poltronissime bianco-nero, ma anche per quello che riguarda il calcio dilettanti faccio i servizi per la trasmissione Lunedì in Goal. Ora scusatemi, ho un'intervista da fare, ci vediamo dopo. Buonasera a tutti voi e ben ritrovati con Elettroshock. Buonasera Daniele. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori. Andiamo subito a presentare gli ospiti, cosa dici sì. Daniele? Lavoro a Telefriuli solo da 1 anno e mezzo. Mi sono avvicinato a questa esperienza grazie all'Università di Udine. Alla fine del tirocinio l'azienda ha creduto in me e sono stato assunto. Ad oggi mi occupo di molti aspetti, tra cui la regia e il montaggio, e seguo in particolare un contest di cucina. Da quando sono qua sono cresciuto molto a livello professionale. Già l'ultimo anno del liceo classico europeo avevo cominciato a collaborare un po' con Telefriuli, il Friuli, sia cartaceo, soprattutto il sito ilfriuli.it, con il progetto 100 Reporter. Poi dopo 1 anno e mezzo, vista l'assiduità con la quale mandavo i servizi e gli articoli, sono stato chiamato per uno stage di 6 mesi. Evidentemente sono andato bene, soprattutto dalla zona dell'Isontino, e mi hanno preso come corrispondente per il Friuli.it, il Friuli Cartaceo e Telefriuli, dalla zona qui del Bisaccaria del Bassi Sontino. Sì, siamo in onda? Sì. Gentili telespettatori, ci troviamo qui questa sera in diretta dal Sacrario. Sto allestendo una regia mobile per un collegamento dal Friuli Venezia Giulia, dopo il percorso formativo al DAMS di Gorizia, dove ho studiato cinema, e il tirocinio che mi ha inserito in azienda di fatto perché sono entrato a far parte del team di Telefriuli. Da allora, da alcuni anni, mi occupo principalmente di regia con programmi nello specifico adatti ai bambini come Maman o di fitness come Informa con Samantha. Molti sono ancora i progetti che verranno sviluppati e di crescita professionale mi stanno chiamando. Sì, il collegamento è pronto, possiamo andare.